Un tempo convento medievale, dopo molte traversie, approdò alle arti sceniche. Ecco il risultato del restauro dello storico Teatro delle Maddalene in via San Giovanni da Verdara, a Padova, un'opera resa necessaria per i danni causati dal terremoto del 2012. Ampliato il palco che presto ospiterà una prima rassegna teatrale, primo movimento dal 7 al 30 novembre. Si è deciso di creare un progetto, appunto progetto MAP, che ha lo scopo sostanzialmente non soltanto di presentare le realtà artistiche, teatrali, cittadine, ma anche, voglio dire, di inserire, soprattutto una cosa a cui non ci teniamo, presenze del teatro chiaramente contemporaneo, legato però alle produzioni giovanili. Oltre a questo ci sarà anche una presenza di compagnie nazionali. Il Comune ha affidato la gestione al Teatro Stabile del Veneto per 2 anni, ma ampio spazio verrà dato anche alle compagnie del territorio. Un teatro, diciamo, proprio che abbia questa vocazione di essere aperto a quelle che sono le problematiche, diciamo, del territorio, trasformate ovviamente attraverso linguaggi di arte contemporanea.